La Nebros si congeda dal pubblico di casa perdendo l'imbattibilità interna contro il Mazzarrone che al Basi passa per 2-1 e adesso la formazione di Palmeri rischia la disputa dei playoff per i 10 punti che al momento la separano dalla seconda posizione occupata dal Modica. La gara, dopo un tentativo degli ospiti con Barg che non centra la porta per questioni di centimetri, si potrebbe sbloccare al minuto 14 in favore della Nebros che si guadagna un calcio di rigore con Travaglia, ma dal dischetto Bontempo spara direttamente sul fondo. Nonostante ciò i locali non si perdono d'animo, sfiorando il vantaggio prima con De Gaetano, il cui tentativo è respinto di piedi da Barbagallo, e poi con Sciotto che manda alto l'invito di Bontempo. Gli sforzi della Nebros però vengono premiati al minuto 22 quando Di Vita di testa mette alle spalle di Barbagallo il cross di Zingales, firmando così l'1-0 per i suoi e che gli vale come quarto sigillo in campionato. Il Mazzarrone però non ci sta e alla mezz'ora di gioco sciupa il pareggio con Catalano che da posizione più che vantaggiosa si divora l'1-1. Insiste comunque l'11 ospite dopo il salvataggio in angolo di Bontempo sul maltese lanciato a rete. Il Mazzarone fa centro dal successivo corner grazie a Cosendei che da pochi passi mette alle spalle di K il pallone che manda le due squadre all'intervallo in perfetta parità. Nella ripresa ancora ospiti in avanti con Catalano, il cui tentativo al minuto 50 si perde largo non di molto. La Nebros non sta a guardare cercando di riportarsi in vantaggio, ma le conclusioni operate da De Gaetano al 57esimo e 10 minuti più tardi non producono l'effetto sperato. Poi però il Mazzarone torna a spingere e al 75esimo solo la decisiva parata di K nega a Cosendei la gioia del gol. L'estremo di casa però nulla può fare al minuto 78 quando proprio Cosendei col destro spedisce alle sue spalle l'assist di Lo Giudice, facendo così Nebros 1 Mazzarone 2 per Cosendei. Si tratta della 13ª rete in campionato. Nel finale la Nebros tenta l'assalto disperato, ma anche il guizzo di Petrullo è disinnescato da una super parata di Barbagallo. Lo 0-1 finale conferma la Nebros al quinto posto in classifica con 51 punti, mentre il Mazzarone rimane al quartultimo posto con 31 punti.